Diamo subito la parola al professore Edoardo Demo, professore associato dell'Università di Verona, autore di numerosissime pubblicazioni e autore di grandi iniziative sul territorio. Quindi un onore veramente avere questa sera il professore Demo, anche perché abbiamo parlato appunto di architettura, abbiamo parlato del governo veneziano, come i veneziani dal 1400 guardano l'entroterra del Veneto, come lo hanno governato, ma la funzionalità, la vita della villa e del territorio è fondamentale per capire non solo il passato, ma per capire oggi le identità di queste ville. Si parla di 4.000 ville nel territorio veneto del Friuli, quale ci aiuta anche per guardare il futuro. Grazie. Non so se mi sentite anche senza microfono, sono abituato di solito a parlare a un tono di voce abbastanza alto, perché anche in questo periodo che abbiamo ripreso a fare lezione all'università anche in frequenza, ho comunque 150 studenti in aula e un altro centinaio collegati via Zoom, quindi ormai siamo abituati a dover usare un tono di voce alto. Un attimo solo, modalità schermo. Allora, ho preparato delle slide, però appena ho avuto la conferma che avrei parlato a Villa Gallarati Scotti, che però era già caosato, ho deciso di cambiare l'incipit del mio intervento. Intanto parlo in piedi, io sono abituato a parlare in piedi e quindi mi scuserete, poi mi muovo se per caso. Vorrei partire da qua, non parlo ancora della sorpresa, la prossima riguarderà il padrone di casa, quindi vedremo cosa si presenta. Parto da qua perché ho deciso di partire con qualcosa che apparentemente sembra un geroglifico, ma di fatto non lo è, perché voglio immediatamente portarvi all'interno dell'argomento che tratterò oggi. Io oggi vi parlerò di economia veneta prevalentemente rinascimentale, mi soffermerò in modo particolare nei secoli tra il XV e il XVII, diciamo. Mi soffermerò su attività agricola anche, però vi farò vedere come in questo periodo non ci fosse solo attività agricola. Secondo luogo, lascerò, e mi scuseranno i veneziani, da parte la capitale, Venezia, della cui attività, insomma, bene o male tutti quanti siamo informati, e mi soffermerò in modo un po' più approfondito invece sulle attività svolte nella terraferma veneta in generale. Quindi mi soffermerò in modo particolare anche sui ceti dirigenti della terraferma veneta, sui proprietari di villa di terraferma, più che sui proprietari di villa veneziana. Questa villa inizialmente nasce come Ca' Orsato. Gli Orsato sono una famiglia di Padova, anzi per la precisione provengono da un centro della bassa padovana che si chiama Casal Serugo. Ancora oggi c'è un bellissimo palazzo medievale gotico nel pieno centro di Casal Serugo di proprietà degli Orsato. Partiamo un attimo però da qua. La cosa particolare, io mi muovo col cursore, la data la riuscite a leggere tutti quanti. La data è il 1450, quindi io vi sto presentando un documento del 1450. L'altra cosa che potete vedere è che abbiamo delle scritture poste in sezioni contrapposte. Abbiamo infatti questa linea di demarcazione tra la parte sinistra e la parte destra. Questo documento proviene da Vicenza, è di un proprietario di una villa posta a Costozza, Franco da Costozza, ed è non solo un possidente terriero, ma un uomo d'affari. Adesso cerco di farvi capire di cosa stiamo parlando. Ricordatevi la data, 1450. Dovete ovviamente fidarvi di me nella lettura in questo momento. C'è una disciplina che si chiama paleografia che insegna a leggere le scritture e i corsivi antichi. Qui siamo di fronte a un corsivo mercantesco del 400.
Donato de Barisano de Puglia de dare. E qua qualcuno di voi che è avvezzo alla contabilità incomincia a sentire qualcosa di particolare, no? De dare a D 14 di novembre per panni 20, per ducati 18 l'un, abatto per mendo ducati 2, poi ci sono altri calcoli. Prima annotazione: noi abbiamo una posta contabile fatta dal nostro vicentino Franco da Costozza, che rileva che il 14 novembre del 1450 è arrivato un mercante pugliese, Donato Barisano de Puglia, è un mercante di Trani, che si è spostato dalla Puglia fino a Vicenza perché i panni di lana, i tessuti di lana prodotti a Vicenza avevano un mercato internazionale. E già questo ci fa sottolineare un aspetto: a Vicenza si producono tessuti acquistati non solo nei dintorni, ma vengono venduti anche su piazze lontane, anche ben più lontane, vedremo, rispetto alla semplice Italia. Altra cosa importante: il 14 di novembre è come se noi ce li avessimo davanti questi. Franco da Costozza mostra i suoi tessuti a Donato de Barisano e li guardano. Guardate che 20 panni significa 20 pezze di tessuto, non sono 20 scampoli. Ogni pezza misura 30 metri circa, vuol dire che il nostro mercante pugliese acquista a Vicenza qualcosa come 600 metri di tessuto. Quindi stiamo parlando di un acquisto all'ingrosso di cospicua quantità. Non solo, li vediamo che stanno contrattando, sono 20, hanno deciso che il valore stabilito nella contrattazione è di 18 ducati, per ducati 18 l'un, quindi ciascun tessuto di lana viene valutato 18 ducati, ma c'è poi un'altra annotazione molto simpatica: abatto per mendo ducati 2. Cosa vuol dire abatto per mendo ducati 2? Noi immaginiamo di averli davanti, il nostro mercante pugliese e il nostro mercante vicentino. Il mercante vicentino ha mostrato i suoi tessuti al pugliese, il pugliese ha cominciato a guardarli. Buono, buono, buono. A un certo momento dice: no, guarda, qua c'è un difetto di fabbricazione, c'è qualcosa che non va, mi devi fare lo sconto. Abatto per mendo vuol dire abbatto, sconto per cattiva lavorazione 2 ducati. Gli fa uno sconto di 2 ducati perché evidentemente c'era una lavorazione non fatta perfettamente ad arte. Bene, nella sezione sinistra quindi abbiamo la registrazione dell'affare. Cosa ci possiamo aspettare nella sezione destra? Nella sezione destra ci aspettiamo la modalità con cui il debitore pugliese paga il creditore vicentino. La cosa particolare è intanto che troviamo ser donato contrascritto de aver. Quindi siamo di fronte a una pagina di libro contabile a sezioni contrapposte tenute in partita doppia. De dare, de avere. 1450 a Vicenza non sorprende, è la norma. Forse noi siamo portati a non credere che ci fossero sistemi contabili così approfonditi di utilizzo. Sappiate che è la norma, lo si usa, è l'unica maniera per poter tenere la contabilità sotto controllo rigoroso. E solo se adotto la partita doppia, se oggi di affari cospicui, che io sono in grado di controllare effettivamente l'andamento degli affari. La questione per cui io sono voluto partire da qua, però non è semplicemente il de dare e il de avere, che insomma diciamo ci si poteva anche aspettare, ma c'è qualcosa di più particolare in questa registrazione contabile. Intanto vedete che la registrazione della vendita è fatta da un'unica posta contabile, mentre la registrazione delle modalità con cui il debitore pugliese paga il creditore vicentino è composta da tutta una serie di poste contabili, perché questi segni iniziali stanno per item, item de aver, item de aver, item de aver, item de aver.
Item de haver, item de haver, item de haver. Cosa vuol dire? Di nuovo deve avere, di nuovo ancora deve avere. Cosa vuol dire? Che il debitore non paga cash pronta cassa, ma paga rateizzato, ha ottenuto da parte del creditore un respiro, si dice oggi, ovvero sia la possibilità di non pagare tutto subito, ma di dilazionare e di pagare in più tempi il proprio debito. Sorprende? No, perché è quello che succede oggi. Chi è che va a comprare da un grossista un quantitativo cospicuo di merce e paga pronta cassa? No, il venditore, nella quasi totalità dei casi, concede un respiro all'acquirente, concede di pagare a 60, 90, 120 giorni. Non è un'invenzione dell'Ottocento, del Novecento o del XXI secolo, è una norma adottata normalmente anche in secoli così lontani, perché è un sistema che permette di aumentare il giro d'affari. La concessione di credito permette di aumentare il giro d'affari. Ma non c'è solo questo, perché adesso andiamo a vedere com'è che il debitore paga il creditore. Noi, sulla base della conoscenza, magari della storia medievale, penseremmo a un pagamento in contanti oppure all'utilizzo del baratto. È quello che di solito, diciamo, nella vulgata si è portati a pensare per un periodo così lontano. E invece non è così. Item de haver ad 21 novembre in Banco Zira Ducati 50. Item de haver ad 24 dito in Soranzi Ducati 50. Item de haver in Bernardi Ducati 30. Chi sono gli Zira Ocera, i Soranzo e i Bernardi? Intanto sono famiglie veneziane. In secondo luogo sono banchieri. Come avviene la corresponsione del debito? Tramite accredito su 3 diversi conti correnti bancari. 3 conti correnti bancari presso i quali avevano 3 banche, presso i quali avevano aperto conti correnti bancari sia il debitore che il creditore. È un normalissimo giro conto. Un sistema che noi pensiamo impossibile da esistere in un'epoca in cui la tecnologia è inesistente. Oggi noi siamo abituati a fare ormai i bonifici con non banking. Questo è una modalità di fare un bonifico senza nessuna forma tecnologica. Ma sapete perché si arriva a fare una cosa di questo tipo? Perché la si fa? Perché è molto più facile pagare senza far girare denaro contante. Basta che voi pensiate ad un'unica cosa. In quest'epoca non c'è la carta moneta. Il denaro contante è fatto di metallo prezioso, ducati d'oro o d'argento, che hanno un valore non semplicemente nominale, ma un valore reale determinato dal valore intrinseco, ovvero sia dalla quantità di oro e d'argento di cui sono composte. Quando faccio lezione ai miei studenti gli dico: io adesso mi prendo una banconota da 50 euro e la taglio in tantissimi pezzettini, poi faccio finta di avere un ducato d'oro veneziano e lo fondo. La banconota da 50 euro ridotta in tanto pezzettini vale niente. Il ducato d'oro veneziano fuso in lingotto continua a valere, perché il suo valore è data dalla grammatura d'oro di cui è composto. In un periodo come questo, quindi, pagare in contanti significava dover girare con denaro, d'oro e d'argento, e significava essere un sistema anche molto pericoloso. La possibilità di poter accreditare e addebitare sul conto corrente facilitava di molto le cose. Tenete presente un secondo problema: quando io pago in moneta d'oro e d'argento devo anche controllare che effettivamente abbia il peso che dovrebbe avere, perché una moneta d'oro usurata perde di peso e diventa scarsa, vale meno di quella che dovrebbe valere.
si parla di ducati o di fiorini scarsi. Quindi se io accetto pagamenti in contanti dovrei girare sempre con la bilancia e controllare che le monete che il mio debitore mi dà pesino quelle che dovrebbero pesare effettivamente. Siccome gli uomini d'affari di qualunque epoca sono tutto perché stupidi, trovano il modo di ovviare a tutti questi problemi. Ma non è solo questo. Io voglio presentarvi in questo caso invece un documento che proviene non da Vicenza, ma in questo caso da Padova. È una strisciolina di carta che adesso vi leggerò, che è all'interno del libro contabile di un banchiere padovano che ha il nome di Giovanni Orsato. Ed eccoci qua, che parliamo di chi per primo ha costruito l'edificio in questo luogo. Gli Orsato di Casal Serugo, che si trasferiscono a Padova. Gli Orsato di Casal Serugo sono famiglia cospicua di Padova, vengono fatti cavalieri a metà 400, ma sono banchieri e lanaioli. E ancora nel 500 commerciano i tessuti con Costantinopoli. Ma qui c'è qualcosa di ancora più raffinato che riguarda gli Orsato. Lo leggiamo insieme. Questo è ancora più divertente perché è scritto in volgare. È una nota veloce. 1435, die 8, scritto in numero romano, de novembre, Ser Zuanne Orsato, eccolo qua, Orsato, Dasi, per mio nome, a Stefano, dito Favrino, Speciaro de Coalonga, il dialetto che si sente, sceto come si direbbe, Massaro della Fraia del Carmine, lire 20, soldi 0, denari 5, de, li, mei, dinari, firmato Nicolò d'Albania Scripsi. Allora, siamo l'8 novembre del 1435. Abbiamo Giovanni Orsato, abbiamo Nicolò d'Albania e abbiamo Stefano dito Favrino, Speciaro de Coalonga. Stefano dito Favrino, Speciaro de Coalonga, è creditore di Nicolò d'Albania, il quale ha un conto corrente bancario aperto presso Giovanni Orsato. Cosa fa Nicolò d'Albania, che non ha occasione di recarsi da Giovanni Orsato per pagare il suo creditore? Gli dice al creditore: guarda, ti scrivo questo ordine di pagamento, tu con questa strisciolina vai dal banchiere e vedrai che Giovanni ti pagherà, ti darà i tuoi soldi. E così effettivamente avviene, perché nella data noi abbiamo sul libro contabile l'addebito sul conto corrente di Nicolò d'Albania. È un ordine di pagamento scritto, o se volete uno check, è un assegno del 1435. Alcune particolarità: oggi si fa fatica a pagare con gli assegni, anche se c'è stampigliata il nome della banca. Qui non c'è nulla, c'è solo il nome del banchiere e la firma di chi fa l'ordine di pagamento. Un mondo che utilizza strumenti di questo tipo, che non ha la possibilità di fare nessun controllo telematico, ma che funziona perché c'è la fiducia. D'altro canto, gli affari non si fanno se non c'è fiducia. Questo vale per qualunque epoca. Seconda considerazione: Giovanni Orsato è un banchiere, ma Giovanni Orsato non è un banchiere qualunque. E qui faccio il secondo regalo al proprietario di casa, che forse non aveva mai appurato questa cosa, non l'aveva mai saputo. Di fronte al santo, a Padova, c'è un monumento equestre a Gatta Melata. L'autore è Donatello, come tutti voi sapete. Donatello non si fa pagare cash, ma si fa pagare da chi gliela fa, dal committente, attraverso un'emissione di assegni, e il banchiere che paga con gli assegni è Giovanni Orsato. Giovanni Orsato, della famiglia proprietaria di questo edificio, è il banchiere che paga Donatello
per la statua equestre di Erasmo Gattamelata. Giovanni Orsato è per un certo periodo il banchiere di fiducia del santo, è il banchiere di fiducia di famiglie nobili padovane, è il banchiere di fiducia di altri enti religiosi, perché la possibilità di avere un banchiere che paga per me le spese mi facilita dal non dover tenere in casa denaro contante e dal dover tenere i conti. Quindi gli Orsato sono sì proprietari terrieri, ma prima di tutto sono banchieri e lanaioli. Con questo, facendovi questa presentazione, io non ho fatto altro a questo punto che, vediamo se è qua, ah no, forse la slide è dietro, allora chiudiamo qua dietro, scusate. No, chiudi, eccola qua. Cerchiamo di andare a vedere l'argomento. Io ho cercato con questi due documenti di portarvi immediatamente al centro dell'attenzione dell'argomento che voglio trattare con voi, non troppo lungamente questa sera per non tediarvi troppo. Quindi, il primo aspetto, l'economia del Veneto tra XV e XVIII secolo. Primo aspetto, per lungo tempo si credeva che al di fuori di Venezia le attività non agricole fossero limitatissime, cioè che le città di terraferma e che i centri minori di territori di terraferma la popolazione si dedicasse quasi esclusivamente all'agricoltura, ci fosse ben poca di attività manifatturiera. La realtà dei fatti, ma ormai si parla di ricerche che hanno incominciato ad essere pubblicate con la fine degli anni 80, inizio degli anni 90, che hanno completamente stravolto la chiave di lettura dell'economia veneta rinascimentale, è questa. È un Veneto fatto di città e di territori tra i più importanti a livello manifatturiero per l'Europa del tempo, soprattutto per quanto riguarda la produzione tessile. Abbiamo visto prima l'esempio di Franco da Costozza di Vicenza, vi ho fatto l'esempio degli Orsato che sono banchieri ma sono anche lanaioli. Due sono i settori manifatturieri fondamentali, il lanificio, ma ancora di più quello che sarà il settore che farà esplodere l'economia cinquecentesca, che è il setificio. Tant'è che tutti i grandi proprietari terrieri, proprietari di ville, incominceranno a piantare gelsi ovunque, perché solo tramite i gelsi e i bachi da seta che mangiano solo la foglia del gelso che posso produrre la seta. Quindi questa è il primo aspetto che volevo presentarvi. Secondo, è una chiave di lettura sul lungo periodo. Questo è un tema molto dibattuto, complicato, complesso, perché introduce anche dei problemi di carattere, diciamo, di interpretazione politica. Noi però ci soffermiamo sull'aspetto puramente economico. La storia veneta è fatta di un periodo di fortissima espansione, di un periodo di ripiegamento e di un periodo in cui si tocca il fondo prima di ripartire. E la ripartenza è lenta. C'è il periodo d'oro. Il periodo d'oro è quello che termina con la fine del Cinquecento. Fine del Cinquecento, io quando parlo con i miei studenti, e uso anche con voi questa terminologia, parlo di lepre economica. Il Veneto, assieme ad altre aree dell'Italia centro-settentrionale, soprattutto Toscana e Lombardia, e assieme alle Fiandre, Nord Europa, sono tra le aree più sviluppate, sono le aree guida dell'economia europea. Quella che è la lepre economica, soprattutto in seguito alla peste manzoniana del 1630, che è devastante per il Veneto, e ahimè siamo in pieno periodo di pandemia, è un'area che da lepre diventa tartaruga, non riesce più a tenere il ritmo degli altri. Se prima era l'Italia centro-settentrionale, soprattutto Toscana, Lombardia e Veneto, a correre e gli altri a fatica a star loro dietro, adesso, tra il 6 e il 700, è l'Italia centro-settentrionale che con tutte le forze cerca di stare attaccato a chi è scappato via. Chi è scappato via lo sapete bene, Inghilterra e Olanda.
è cambiato tutto, dovremmo parlare di scoperte geografiche, dovremmo parlare di chiusura del mar Mediterraneo, di successo degli oceani, dell'Oceano Atlantico. Ci sono vari temi, noi non possiamo fare tutto ovviamente questa sera. Quindi quella che era una lepre diventa tartaruga. Tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento avvengono una serie di sconvolgimenti politici che mettono progressivamente in difficoltà un'economia che era già di per sé meno reattiva di quella precedente. Il passaggio dalla Repubblica di Venezia a Napoleone agli Asburgo mette in difficoltà un sistema economico che a questo punto è fortemente in situazione di inferiorità rispetto agli altri che si sono sviluppati. Se noi dovessimo analizzare per esempio il periodo asburgico, guardate che però su questo periodo gli studi devono essere ancora condotti, è un periodo ancora effettivamente poco indagato da questo punto di vista. Pare evidente che la situazione veneta sia più complicata di altre aree dell'impero asburgico, perché per esempio viene favorita da un punto di vista economico la Boemia, la quale proponeva alcune tipologie di merci che erano proprio quelle che venivano fatte anche in Veneto. Però le condizioni di politica economica della Boemia rispetto al Veneto sono più favorevoli. Fatto sta che l'Ottocento è una situazione molto complicata e la ripresa economica avverrà lentamente, soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento e soprattutto a partire dagli anni '80 dell'Ottocento. Il perché lo vedremo fra pochissimo. Lo vedremo fra pochissimo perché io qua vi ho elencato quelli che sono i prerequisiti strutturali fondamentali con cui riuscire a capire perché quest'area nel 400 e nel 500 era così forte, perché non ripiega del tutto nel 6 e nel 700 per quanto in difficoltà e perché poi crolli nell'800 ma riesca a fine 800 a ripartire. Alto tasso di urbanizzazione, e adesso lo vediamo, ricchezza d'acqua e di legname, ricchezza di materie prime, ampia disponibilità di manodopera specializzata, facilità di collegamento con i mercati esteri, soprattutto con il mondo tedesco. Primo aspetto, questa cartina si fa un po' fatica a vederla, però la trovate per esempio riprodotta nel volume pubblicato dal Cisa Palladio, La storia dell'architettura nel Veneto del Cinquecento. C'è un capitolo introduttivo in cui trovate quelli che sono gli elementi centrali del Rinascimento. Qui vedete 3 cartine che riproducono l'Italia prima della peste nera nel 1348, dopo la peste nera e a inizio 500. La prima cartina mi fa vedere come l'Italia, la penisola intera, fosse veramente area guida d'Europa prima della peste del 1348. Quello che succede tra il 1348 e l'inizio del 400 è che scompare quasi completamente l'Italia centrale. Andate a visitare Siena, Viterbo, le città umbre, sono città che hanno un impianto urbanistico, architettonico medievale. Siena, Rinascimento, pochissimo. Paragoniamo Siena e Vicenza. Siena è medievale. Pensiamo anche alla sede del Monte dei Paschi. È un bel palazzo. Vicenza è rinascimentale. Ha mantenuto ben poco di medievale, ma vabbè, c'è stato anche Andrea Palladio. Cos'è che succede? Scompare l'Italia centrale. L'Italia centrale non riesce più a recuperare, salvo poche città, Firenze, mentre più velocemente recupera l'Italia settentrionale, soprattutto la Lombardia e il Veneto, ovvero sia dalla peste del 1348 ad emergere meglio economicamente il nord Italia. E questo è visibile anche se guardiamo i livelli demografici delle città venete. In un periodo in cui per essere metropoli basta avere una popolazione superiore ai 100.000 abitanti e per essere grandi città basta avere
circa dai 30 ai 50.000 abitanti. In Veneto ci sono due città, oltre Venezia ovviamente, che è la megalopoli, che è al punto massimo, probabilmente arriva a toccare i 180.000 abitanti. Ci sono due città grandissime, tra fine 400 e inizio 500, che sono Verona e Brescia. A parentesi, parliamo di Stato Veneto, dobbiamo considerare anche Brescia, Bergamo, dobbiamo considerare Udine, quindi teniamo presente questo. Brescia e Verona che hanno 50.000 abitanti, sono città grandissime, sono tra le 20 città più grandi d'Europa. Ma poi subito sotto ci sono Padova e Vicenza, che hanno una popolazione a fine 400 di 20.000 e a metà 500 di 30.000 abitanti. La novità più interessante di recente è che mentre Verona e Brescia sono sempre state più grandi, Padova e Vicenza tra 400 e 500 hanno una popolazione simile. E solo dopo la peste del 1630, se voi guardate questa cartina, la ritrovate riprodotta in quel libro, potete vedere i dati demografici anche del 1766. Se per esempio nel 1548 il Verdolino chiaro in alto, Vicenza ha 30.948 abitanti e Padova 34.075, nel 1766 Vicenza è a 28.000 e Padova è a 41.000. Hanno incominciato ad avere un andamento divergente. Vicenza non recupera più quello che era la Vicenza palladiana, che era una città che era esplosa anche da un punto di vista demografico perché è ricchissima. Treviso è una città piccolissima, 11.000 abitanti nel 1548, neanche 10.000 nel 1766. Treviso è sempre stata molto più piccola in rapporto al territorio circostante, che è fatto di centri grandissimi, Conegliano, Oderzo, Castelfranco. Sono centri che fanno molta concorrenza. Verona invece è sempre stata la città grande, 52.000 abitanti nel 1548, 51.000 nel 1766. Però c'è questo dato abbastanza strano. Tra il 1548 e il 1766 le città sono cresciute poco o addirittura sono regredite. Proprio nel momento in cui in Inghilterra e Olanda invece stanno nascendo le vere metropoli con centinaia di migliaia di abitanti. È perché non siamo più l'elite economica, stiamo flettendo da un punto di vista economico e richiamiamo meno manodopera di quanto non richiamassimo in un periodo in cui la popolazione abitava molto le città venete. Tenete conto di questo dato, la popolazione europea ad inizio nel 500 varia tra i 70 e gli 80 milioni di abitanti, oggi sono circa 740 milioni di abitanti dell'Europa, quindi siamo a un decimo della situazione attuale. Nel 700 la popolazione è cresciuta a 170 milioni, ma l'Italia è cresciuta solo del 2% di popolazione tra 500 e 700 e soprattutto nelle campagne e non nelle città. Nord Europa invece ha più che raddoppiato la popolazione, ma proprio perché è cambiato il mondo economico. E quando noi facciamo un'indagine di tipo demografico dobbiamo ricordarci che lo spostamento di manodopera segue l'andamento economico. Chi è che va ad abitare in una città in cui non c'è lavoro? Quindi questo è un altro elemento importante. Manifattura e mercatura, quali sono i settori? Ve ne ho indicati 3 che hanno un rilievo internazionale notevolissimo. L'anificio, che è soprattutto il settore di punta del 400. Il settificio, che è il vero settore di punta per tutti i secoli dell'età moderna, dal 500 al 700. Vi ho messo la produzione di armi, che non è poi così tanto diffusa, ma ve l'ho messa per farvi capire che mentre l'anificio e il settificio sono presenti un po' ovunque, la produzione di armi invece connota in modo particolare una città veneta e la connota in maniera molto forte, ed è Brescia. Tutti voi sapete, se non sapete ve lo dico io, la polizia di New York usa la pistola Beretta. La Beretta è un'azienda che esiste dal 500. Quindi settori che hanno avuto per secoli un rilievo importante. Questi sono i 3 settori di assoluta punta per quanto riguarda la produzione veneta. Poi ce ne sono altri che hanno un rilievo importante, ma che stanno
per la quantità di capitali che mobilitano un livello leggermente inferiore, ma nel Veneto si fa un po' di tutto. L'attività estrattiva è la lavorazione dei metalli. Voi sapete che nella zona di Recoaro, il Monte Spitz, nella zona Sopraschio, a Enna di Torre del Vicino, c'erano le miniere d'argento più importanti della Repubblica Veneta, oltre a tutto il resto, la concia dei pellami, la produzione della carta e la tipografia, il vetro e l'oreficeria, le fornaci e la lavorazione del legname, la lavorazione della paglia. C'è un piccolo centro, come Marostica, che era un centro che lavorava la lana e la seta. Nel momento della decadenza dell'anificio e del setificio si inventano di diventare produttori di cappelli di paglia e lo rimangono in pieno periodo Liberty, quando le pagliette di Marostica erano tra quelle più ricercate. Cosa voglio dire? Ci troviamo in un territorio che ha una vocazione imprenditoriale da secoli. Qual è il motivo per cui c'è una vocazione imprenditoriale così forte? È un po' sfocato. Non so se si riesce a renderla meno sfocata. Allora, perché è così? Tra i prerequisiti abbiamo visto ricchezza d'acqua. Il Veneto è un'area così fortemente sviluppata perché è una regione ricchissima d'acqua, soprattutto nell'area pedemontana. E siccome l'età preindustriale, per muovere gli impianti di lavorazione, posso far riferimento o alla forza muscolare di uomini e animali, ma questa ha un problema, non è continua, non è costante. L'uomo e l'animale si stanca, bisognerebbe avere più di uno. E oltretutto sia l'uomo che l'animale hanno un brutto difetto: per lavorare devono mangiare e quindi costa a chi deve far lavorare sia l'uomo che l'animale. Se posso usufruire di due forze energetiche inanimate presenti in natura è meglio. Le uniche due forze energetiche inanimate sfruttabili in periodo preindustriale sono il vento, che però non è presente ovunque, e l'acqua. Perché se ho l'acqua significa che posso far andare le ruote idrauliche. Le ruote idrauliche. Noi quando pensiamo ai mulini, generalmente pensiamo ai mulini per la molitura dei grani, ma non è vero, perché il meccanismo che dà movimento ai mulini per la molitura dei grani può essere adattato a qualunque altra lavorazione con un semplice accorgimento. Io posso avere la ruota idraulica che prende energia dal corso d'acqua, collego la ruota idraulica a un albero motore, il quale è collegato al meccanismo che deve fare il lavoro. Se però al semplice moto rotatorio creato da un normale movimento della ruota con l'albero motore che gira aggiungo un prerequisito strutturale che è la camma, riesco a trasformare il moto semplicemente rotatorio in alternato. Nel momento in cui io lo trasformo in alternato, faccio tutto. Questa è un'immagine della pianta angelica di Vicenza del 1580. Questo è il fiume Retrone. Qui siamo giusto alle spalle di Piazza dei Signori, Ponte San Michele, San Nicola, Ponte San Michele, poi abbiamo Ponte San Paolo. Guardate, una serie di ruote idrauliche, ma non sono ruote idrauliche per i grani. Queste sono tutte le ruote che servono agli impianti di torcitura della seta. Sono tutti laboratori per la torcitura della seta. E se ci spostiamo sul Bacchiglione, nella zona di Ponte San Pietro, ne troviamo ancora. Ma guardate che questa, io vi riporto l'immagine di Vicenza perché la pianta angelica è magnifica, cioè ci fa vedere, è come se noi stessimo facendo una fotografia in un giorno del 1580 a Vicenza. Ma la stessa situazione la troveremmo a Treviso, la troveremmo a Padova, la troveremmo a Udine, non a Verona, perché l'Adige
crea problemi, porta via le ruote da mulino. L'Adige ha le ruote, il Verona ha le ruote da mulino in zona periurbana, a Montorio, dove ci sono i corsi d'acqua più lenti. Cioè, per esempio, già a Vicenza è più adatto alla ruota idraulica il retrone che il Bacchiglione. Il retrone è adatto perché ha un andamento tale, si chiama retrone, perché sembra che vada indietro, va talmente lento che sembra che vada indietro, ma è proprio un perfetto canale industriale, perfetto. Canale industriale ante litteram, che quindi dà movimento alla ruota idraulica. Guardate, qua tra l'altro la Piantangelica è bellissima, non ho potuto mostrare, ma vedete che qua compare un burchio, una chiatta, una barca a fondo piatto. Se noi avessimo il resto della Piantangelica vedremo c'è la riproduzione bellissima del porto fluviale, con le barche che arrivano e che vanno verso Padova e Venezia, e veramente sembra un'istantanea in un giorno qualunque nella città di Vicenza del Cinquecento. E quindi avere l'acqua significa poter produrre. Perché il mercante pugliese viene a Vicenza a comprare i panni? Perché in Puglia hanno la lana, sì. Anzi, l'allevamento ovino è importantissimo. Il problema è che non hanno la forza energetica per trasformare la materia prima in prodotto finito. E quindi devono venire a comprare i prodotti finiti dove si possono produrre. Questo ovviamente crea una situazione molto complessa, molto complicata, perché se una zona è produttrice di materia prima ed esportatrice di materia prima, rischia di farsi colonizzare dalla zona che è produttrice di prodotto finito, perché il valore aggiunto sta non nella materia prima, ma nel prodotto finito. Quindi questo è un ragionamento che si dovrebbe sempre fare quando si fanno anche discorsi di lunghissimo periodo. Ci sono delle situazioni su cui l'acqua è talmente importante che io prima vi ho detto, il Veneto riprende da un punto di vista industriale, finalmente riesce a ricominciare con gli anni 80 dell'Ottocento. Perché? Perché finalmente si può fare a meno del carbone. Il carbone ha favorito l'Inghilterra, ha favorito il Belgio, ha favorito la Germania, la Francia, perché avevano immensi giacimenti di carbone, l'Italia non li ha. Ma nel momento in cui, grazie a Edison, si trova il modo di produrre elettricità dalle cadute d'acqua attraverso le centrali idroelettriche, l'acqua torna vincente. Il Veneto di acqua ne ha ovunque, si incominciano a impiantare turbine, centrali idroelettriche ovunque. E questo permette di dare energia agli impianti industriali. Ma questo è fattibile, è possibile solo dagli anni 80 all'Ottocento, perché Edison prova la prima centrale idroelettrica nel 1882, quindi bisogna aspettare. Già nel 1883 a Milano viene messa in piedi una centrale idroelettrica, proprio perché l'Italia non ha il carbone, ma di acqua ne ha tanta, e quindi questa può sicuramente aiutare. La cosa particolare è che noi siamo abituati a pensare ai patrizi veneziani come uomini d'affari. Invece le ricerche più recenti, che hanno permesso per esempio di rivedere completamente la storiografia riguardante i committenti palladiani, di cui parleremo anche fra poco, è che si è evidenziato come gli appartenenti alla classe dirigente delle città di terraferma fossero ampiamente dediti ad attività mercantili, un po' tutte le attività. Nel 400 questo è impressionante. Se voi prendete qualunque città del Veneto, voi troverete che il ceto dirigente è fatto di uomini d'affari nella mercatura. Certo, sono possidenti terrieri anche, ma sono uomini d'affari. Nel Cinquecento la cosa si affievolisce un po', ma non scompare neppure nei secoli successivi. Il caso meglio studiato rimane quello di Vicenza solo perché la documentazione disponibile è molto più ricca rispetto ad altre città. Sembra un elenco telefonico, ma tutte le famiglie nobili di Vicenza fanno affari. Questi sono i nobili vicentini che hanno interessi economici mercantili internazionali. Sono
fanno parte di società che operano in Germania, in Francia, in Inghilterra nel Cinquecento. Ma poi ci sono i committenti palladiani, e questa è stata quella che ha fatto stravolgere la chiave di lettura. Anche qua siamo partiti grazie agli amici storici dell'architettura. Negli anni 50, 60, 70, ancora negli anni 80, si dava per scontato che i committenti palladiani, i proprietari di villa, fossero grandi proprietari terrieri, guardati anche con un occhio un po' negativo, rentier, cioè che vivevano solo della propria rendita. La realtà è completamente diversa. Il primo a porsi la domanda fu, ed è, il grandissimo studioso Howard Barnes, che tutti voi immagino abbiate sentito nominare, il quale dice: io non posso credere che un committente di un palazzo palladiano o di una villa palladiana abbia la mentalità di un rentier, perché significa mettersi nelle mani di quello che noi oggi vediamo come classico, ma che all'epoca era tutto fuorché classico, perché Palladio ha girato come un calzino la città, era qualcosa di assolutamente innovativo per l'epoca. Ed infatti, incominciando ad indagare, abbiamo trovato tutta una serie di elementi, a partire dai Tiene, che commerciano in seta a Lione, dei fratelli Chiericati, Gerolamo, che è il committente di Palazzo Chiericati, e Giovanni, che è il committente invece della Villa Avancimuglio, che commerciano in panni e seta. Biagio Saraceno, il committente della Villa Finale di Agugliaro. Biagio Saraceno sono rimaste addirittura le lettere commerciali su Lione, che è una cosa unica per la vendita di seta. Losco Caldogno, di Villa Caldogno, che commercia in seta. Bonifacio Poiana di Villa Poiana, Iseppo di Gerolamo Porto, il committente del palazzo in Contrapporti, perfino Paolo Almerico, committente della Villa alla Rotonda, che pur essendo un ecclesiastico, referendario ecclesiastico, finché a Roma commercia in seta e panni che si fa mandare da Vicenza. Poi ci sono casi clamorosi come quello di Giuliano Piovene. Giuliano Piovene, assieme al fratello Guido, è il committente del palazzo che c'era in piazza Mattemotti, ahimè distrutto dai napoleonici a inizio Ottocento che è andato scomparso. Lui fa un po' di tutto, perché ha una banca a Venezia, gestisce la zecca di Mantova, commercia in panni e sapone in Piemonte, ed è soprattutto un grande produttore di seta, ed è anche un assicuratore di navi. Cioè, insomma, se questo è un rentier, guardate che di casi di questo tipo potrei raccontarvene moltissime. Questo è un diagramma che potete vedere se andate al Palladio Museum, in cui si è divertito l'amico Guido Beltramini a mettere insieme i nomi delle famiglie nobili con le località europee in cui commerciano. C'è un po' di tutto, si va da Lione a Parigi, a Cadice, a Lisbona, a Siviglia, a Francoforte, Lipsia, Norimberga, Londra, Anversa, poi Amsterdam, c'è di tutto, insomma. E non mancano le donne. Anche qua, per praticità, vi parlo di vicentine, ma potrei parlarvi di veronesi, potrei parlarvi di bresciane, un po' meno di padovane. Qualche donna padovana c'è a livelli un po' di mercatura un po' più bassa. Padova come Treviso sono due città un po' particolari da un punto di vista economico, sono troppo vicine a Venezia. Padova per la sua taglia riesce ad avere una propria indipendenza economica. Treviso invece, il problema di Treviso è che veramente è troppo vicina a Venezia, quindi la libertà economica della città è limitatissima, mentre più ci si sposta verso occidente più libertà c'è. Questo vale per Vicenza, vale ancora di più per Verona, non parliamone per Brescia e Bergamo, cioè più lontani si è più si riesce. Questo è un po' il problema, cioè Treviso è una città che per secoli viene un po' soffocata, non ha la possibilità di esprimere le proprie potenzialità. Vi faccio però due esempi interessanti. Uno è ancora dell'entourage palladiano, Bianca Nievo, nobile anch'essa, moglie di Giacomo Angaran, uno dei quattro personaggi a cui Palladio dedica i 4 libri dell'architettura, la quale è a capo di un'impresa serica
che produce tessuti di seta che poi vende sul mercato di Lione, e grazie alle ricerche di Andrea Savio che avete conosciuto la settimana scorsa sappiamo che la società era retta non solo da Bianca ma anche dalla figlia Cillenia, cioè era una società di sole donne, senza la compartecipazione del marito, ma era un'impresa. Tra l'altro Biancanieve è un personaggio tragico, nel senso che viene tacciata di essere eterodossa, calvinista, per questo viene prima posta in carcere e poi strangolata, quindi finisce la sua vita strangolata. Questa è un'altra pagina interessantissima, cioè la vivacità economica del Veneto del Cinquecento va di pari passo col fatto di essere anche una regione fortemente aperta all'eterodossia. Ci sono città che abbracciano il calvinismo, sono città che per un certo periodo sono molto tolleranti, poi di fronte all'Inquisizione ovviamente, però questo è un altro tema molto interessante. Oppure c'è Laura Tiene, anch'essa facente parte dell'entourage palladiano, visto che è la moglie di Ciro Trissino, figlia di Gian Giorgio Trissino, il quale in un processo, alla domanda del giudice se aveva qualcuno che vendeva le sette sue assieme a quelle del marito, risponde: no, con calma, mio marito vende le sue sette, io vendo le mie sette. Se noi ci spostassimo a Verona troveremo casi di imprese commerciali internazionali che portano il nome della donna, donne nobili, la Virginia Emilei e compagni, la Benedetta Cossali e compagni. Sono dei nomi, cioè il fatto che il nome della donna compaia nella ragione sociale vuol dire che in caso di fallimento o in caso di problemi era lei per prima a rispondere nei confronti degli eventuali creditori. E noi sappiamo dalle fonti che loro sapevano leggere i libri contabili, che volevano essere a conoscenza di quello che andava. La sensazione della storiografia più recente è che ci sia una fase storica particolarmente favorevole ad alcuni gruppi femminili acculturati per avere una notevole indipendenza, e che questa corrisponda abbastanza al periodo della riforma protestante, e che invece la Controriforma abbia definitivamente tagliato le gambe a questa libertà, diciamo, femminile nel poter esprimere la propria vocazione imprenditoriale. Io volevo fare un breve riferimento, ma non vorrei portare via troppo tempo, all'aspetto agricolo, perché questi grandi proprietari di villa introducono tutta una serie di importanti coltivazioni che permettono da un lato di migliorare l'alimentazione della popolazione e dall'altra invece di porre le basi per i successi economici anche in campo imprenditoriale. Il discorso sarebbe un po' troppo lungo da fare, io vorrei semplicemente ricordarvi che le rese agricole per lunghissimo tempo sono molto basse, i cereali rendono poco, soprattutto frumento, segale, hanno rese agricole basse, e questo crea continue crisi di sussistenza nel Veneto. L'unica maniera con cui si cerca di ovviare a questo è attraverso la messa a cultura dei terreni marginali, ovvero sia di aumentare la pratica estensiva. Il problema è che i terreni marginali sono ancora meno fertili di quelli più fertili, e questo crea dei problemi. Importantissima l'estensione che avviene attraverso le bonifiche delle paludi. C'è un personaggio centrale che è Alvise Cornaro, che tutti quanti voi conoscete, però il superamento della crisi di sussistenza si arriva solamente, vedete le rese sono basse, qui non vorrei soffermarmi troppo su queste slide, ma vorrei soffermarmi su questo. Il superamento della crisi di sussistenza alimentare avviene nel momento in cui nella coltivazione viene introdotto un nuovo prodotto, che è il mais. È il mais che permette di superare le crisi di sussistenza, perché il mais ha una resa agricola nettamente superiore a quella di qualunque altro cereale. Le crisi di sussistenza nel Veneto scompaiono, nel Veneto dell'età moderna, nel momento in cui comincia a diffondersi il mais.
La diffusione del mais non è immediata, non è che appena scoperta l'America subito, anzi bisogna anche fare attenzione di parlare di scoperta dell'America, adesso non è che appena si arriva in America il mais viene introdotto qua. Beh, io lo insegno ai miei studenti, siamo noi che parliamo di scoperta dell'America, ma se voi andaste a frequentare un corso negli Stati Uniti non dovete parlare di scoperta dell'America, si chiama di conquista del paradiso. Ho fatto un corso nel 91, Introduction to European Economics History, in cui il mio professore parlava di Conquest of Paradise. Però è politicamente corretto, quindi io non lasciamo perdere un argomento che è un argomento molto sensibile. Il mais incomincia a diffondersi col 500 e ancor più nel corso del 600. Il mais permette di superare le crisi di sussistenza, il problema è che i contadini cominciano a mangiare solo mais e quindi sì, non muoio più di fame, quindi riesco a vivere per un po', però dopo un po', se mangio mais un giorno, polenta il giorno dopo, polenta l'altro giorno, mi ammalo di pellagra. Tra gli altri prodotti su cui io vorrei porre l'attenzione c'è il vino, la vitivinicoltura, che però non ha in questo periodo un'importanza come quella che diamo noi oggi di produzione di vini raffinati. Il vino viene prodotto, ci sono qualità diverse, ma il vino viene prodotto e consumato soprattutto perché ha un valore fondamentale in questo senso. Siccome la maggior parte della popolazione si nutre di cereali e l'apporto calorico dato dai cereali non è particolarmente funzionale se io devo svolgere lavori faticosi, è il vino che mi dà la forza per fare i lavori pesanti. Dopo però non ci sorprendiamo se l'aspettativa di vita è quella di 35, 40, 45 anni, perché il fegato ovviamente è quello che è. Tra gli altri prodotti che io vorrei ricordarvi, fondamentale è l'introduzione del riso, della risicoltura, che avviene ad inizio 500 in queste terre, e non per l'alimentazione locale, cioè le fonti ci dicono che in minima parte viene consumato localmente, ma perché questo è un prodotto agricolo che permette ai proprietari terrieri, dopo aver speso molto per impiantare una risaia, di guadagnare però molto, perché il riso viene esportato su mercati lontani. E questo è un prodotto su cui varrebbe la pena porre maggiormente attenzione. E poi ovviamente c'è il prodotto di maggior successo, il gelso, perché a questo punto i proprietari di villa introducono la gelsibachicoltura e la produzione delle prime fasi di lavorazione, dalla raccolta delle foglie di gelso all'allevamento dei bachi, che non vogliono, quando crescono, una foglia per volta, ma ne vogliono essere riempiti di foglie, perché magnan de furia, dicono le fonti in Veneto, e qui le vedete le diverse fasi con impiego di manodopera femminile o infantile, e anche la fase di trattura, questa immagine bellissima fatta sotto un porticato di una villa con le donne che stanno traendo il filo di seta dai bozzoli per poi mandarlo agli impianti idraulici che abbiamo visto prima per la produzione del filato di seta. Ho anche occupato troppo tempo, avrei voluto magari soffermarmi un po' di più su queste slide, ma vi ringrazio per l'attenzione.